È Montagna, cultura e civiltà secoli XIX e XX di Marco Armiero, storico dell'ambiente, che parla della montagna assoggettata in queste epoche storiche ai voleri e agli interessi umani, il vincitore della 31esima edizione del premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti, intitolato al grande studioso trevigiano, la cui cerimonia conclusiva è andata in scena come da tradizione al Parco Gambrinus di San Polo di Piave. Il vincitore si aggiudica anche la 10ª edizione del super premio Veneto Banca La voce dei lettori di 3.000 euro. Il volume trionfatore si è imposto per un solo voto, assegnato dalla consulta dei lettori a Mori Mondo, affascinante discesa in barca sul Po dell'inviato triestino di Repubblica Paolo Rumiz, mentre più staccato risulta il terzo libro finalista, Un secolo di sentimenti, amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento, della vicentina Tiziana Plebani. I 3 finalisti sono stati selezionati tra ben 132 volumi inviati da 86 case editrici italiane. Una cosa così geograficamente, se volete anche ecologicamente rilevante, importante, rimanga completamente marginale. Però nel libro una cosa che io provo a fare è provare a mettere un po' in movimento queste montagne, che è una cosa un po' strana, no? Perché se tu pensi a una roba stabile, la montagna, invece io dico che la cartina geografica non ci aiuta, perché in realtà la cartina geografica ci racconta, ci fa come un'istantanea, mentre invece a me piace un film. E racconti il film di una montagna che entra e esce dalla memoria collettiva. Tu pensa, il Grappa, voglio dire, neanche si sapeva dove fosse, ma poi con la prima guerra mondiale diventa il Grappa, tu sei la mia patria. Il Vajont non è diventato questo a lungo, ma adesso forse lo sta diventando, e quindi diciamo dei luoghi entrano e escono dalla storia e dalla memoria collettiva anche in relazione al racconto che noi ne facciamo, forse. Ho dedicato questo premio a Beppe Mazzotti perché ero a Parigi quando lui è morto e quindi mi sono sentito in dovere di farglielo. Era una persona eccezionale, era un tipo mussoliniano, scusate. Tanto che io ho un ricordo meraviglioso che quando veniva qui a mangiare io le offrivo il sangue del Piave, era un liquore mio speciale che facevo con una ricetta speciale mia, insomma, fatto con vino roboso. Cavolo, lui mi ha detto: senti caro giovanotto, o tu cambi il nome al sangue del Piave o io non vengo più dentro, lo chiami diversamente. Ho dovuto chiamarlo Elisir Gambrinus, perché altrimenti lui non veniva più a mangiare qua.